sono dei giornalisti in aula che la vorrebbero riprendere. Lei ha qualcosa in contrario? Nulla. Si avvicini, si accomodi pure lì. È presente il suo difensore? Buongiorno, lei è l'avvocato? Guarini. Lo sentiamo ai sensi dell'articolo 210, vero avvocato Ghedini? Buongiorno, si accomodi pure lì. Si sieda pure. Lei si chiama Emilio Fede. Emilio Fede. Dove è nato? Prego? Dove è nato? A Barcellona, in provincia di Messina, il 24/6/31. Non si sente bene, deve avvicinare bene la sua la bocca al microfono. Mi chiamo 24? Emilio Fede, sono nato a Barcellona, però cado, in provincia di Messina, il 24/6/31. 24/6. No, dovrei saperlo usare, però qui sono Dov'è residente? residente o domiciliato. Residente. A Roma, in salita Sant'Onofrio 12. È elettivamente domiciliato presso di lei, avvocato? Quindi vuole darci anche il suo domicilio? Indichi pure il domicilio. Quello, il suo? È domiciliato in residenza Cantone 951 Milano 2 Segrate. Va bene, lei non è obbligato a rispondere alle domande. Sì, so perfettamente, ma ho deciso di avvalermi della facoltà di rispondere, chiedo scusa non per ironia, casomai di non ricordare particolari, in considerazione del tempo passato e forse anche dell'anagrafe. Fa fatica a capire, Presidente. Allora, deve avere cura di parlare con la bocca vicino al microfono sì, ho capito. e oltretutto con la bocca, con il viso allineato al microfono, perché se si sposta vede che non si sente più. La ringrazio, ho imparato qualcosa. Sì, ma è colpa, è colpa della sedia, non mia. Va bene. Grazie. Buongiorno direttore. Buongiorno. Senta, io inizierei a chiederle se lei ricorda nel corso del 2009 di aver preso parte ad un concorso di bellezza, ovviamente come giurato, come presidente della giuria, comunque come ospite. Sì, io ho preso parte ricordo, credo fosse settembre, invitato, vorrei dire perentoriamente, perché in quell'occasione si doveva assegnare un premio alla carriera, cosa che io ho sempre rifiutato, ma trattandosi di siciliano in Sicilia ho accettato di andare a Letojanni. Sono andato a Letojanni noleggiando un aereo da me pagato, sono arrivato nel tardo pomeriggio a Letojanni, il tempo poi di fare questo incontro, non da solo, con una giuria, con queste 60, 70, 80 ragazze che fossero, non lo so, poi la cerimonia, chiamiamola così, della premiazione, sono andato a dormire e lì domattina all'alba sono ripartito per Milano. Sono rimasto a Letojanni qualcosa come 2 ore, 3 ore prima della manifestazione, dove però, ripeto, pare giusto chiarirlo, io sono andato non per la manifestazione, cioè non per fare la giuria, ma perché l'organizzatore mi aveva pregato, così deve venire perché la Sicilia che dà un premio, sono andato. Quindi scusi, in modo che chiariamo intanto questo punto, lei non faceva parte della giuria, lei è andato per ritirare un premio per sé? Io sono andato a ritirare un premio alla carriera. Oh. E contestualmente, oltre al suo premio alla carriera, c'era anche un concorso di bellezza dove c'era un concorso che, se ricordo bene, era un volto nuovo per il cinema. Sì. Quindi scusi, lei in quella giornata, lei è arrivato nella tarda serata? Sono arrivato nel tardo pomeriggio. Ha chiesto in tarda serata? Sì, è arrivato nel tardo pomeriggio. Sì, tardo pomeriggio. Tardo pomeriggio. Sì.
Dopodiché come si è svolta, per quello che può ricordare? Ma guardi, c'era questo premio che diciamo non era collegato a questa premiazione, questa scelta che non era legata naturalmente al mio premio. Allora mi è stato chiesto se potevo fare il presidente della giuria, ho detto di sì, però Si che avrei sente voluto... poco, Prego? L'avvertiamo che si sente poco, si sente veramente poco. Noi che siamo vicini facciamo fatica a sentirla. Allora, forse così? Allora, c'era una giuria, ho chiesto di poter vedere queste ragazze che erano candidate, erano una 60, 70, 50, non lo so. E quindi ho rapidamente parlato con loro, ma neanche, insomma, ho chiesto soltanto chi erano, chi non erano, da dove arrivavano, eccetera. E poi c'è stata la premiazione, ma non ricordo assolutamente chi ha vinto, o se hanno vinto più persone. Non me lo ricordo. Senta, c'era anche Raffaele Azzardo in quell'occasione? Raffaele Azzardo e, se ricordo bene, Signoretti erano i conduttori della serata, non avevano nulla a che vedere con il mio premio. La serata aveva due momenti: il momento dell'assegnazione del premio, diciamo, alla carriera, per me, e poi il momento della elezione del volto nuovo per il cinema. Loro si occupavano della parte diciamo così, spettacolo. La parte del cinema. Sì. Senta, chi è che l'aveva invitata poi a partecipare anche alla parte concorso? Cioè c'è qualcuno che le ha detto espressamente rimanga anche a questa parte qui? C'era un organizzatore, lei ricorda come si chiama? Sì, purtroppo me lo ricordo. Si chiama Antonio Lopresti, che ha, devo dire, vinto io non sono mai mosso per feste e cose di questo genere, però mi ha talmente, venga, lui era l'organizzatore della serata. Sì. Lei lo conosceva già da prima? Era un suo amico? No. Si era presentato più volte al telefono, con correttezza, ci mancherebbe altro, per chiedermi, e fino all'ultimo io avevo deciso di non andare. Poi sembrava che ci fosse chissà 2000 persone che non c'erano, l'anfiteatro che invece non c'era, e allora mi sembrava di fare una scortesia nei confronti della mia terra, e mi sono noleggiato, mi ha speso un aereo, sono arrivato lì, il tempo, ripeto, di partecipare, dormire e ripartire. All'alba, a mezzogiorno ero di nuovo in redazione, il giorno seguente a mezzogiorno. Ho capito. Senta, lei ricorda anche in che albergo ha pernottato? Era una specie di cottage, non lo so, era uno strano albergo, strano nel senso era un po' disperso perché era fuori stagione, no. Non mi ricordo che albergo fosse, avevo Senta, durante questa parte del concorso di bellezza a cui lei ha partecipato, ricorda come si svolse? Cioè lei ha partecipato assieme alla giuria alla selezione di chi poi avrebbe vinto, cioè ha espresso un voto, oppure se ne è occupata la giuria e lei è rimasto soltanto lì? No, guardi, diciamo che era più che altro una presenza un po' passiva, nel senso che poi ho chiesto alla giuria di esprimere il voto, non è che l'ho espresso io, e a maggioranza non ricordo assolutamente chi ha vinto questo voto per il cinema. Poi sono quelle manifestazioni dove c'è il voto per il cinema, il vicevoto per il cinema, e poi c'è quella che è il vicevoto per il teatro. Insomma, sono quelle manifestazioni che accorpano almeno una ventina di premi. Non ho avuto tempo di seguire tutto, non mi interessava più di tanto. Senta, ma lei era da solo quando è andato lì a Lettoianni, o era accompagnato da qualcuno della sua segreteria? No, ero solo. Era solo. Sì, solo all'andata e solo al ritorno, credo. Benissimo. Senta, lei ha avuto modo di avere contatti, colloqui con queste ragazze che partecipavano al concorso? Colloqui singoli? No, assolutamente. No,
no, non c'era tempo, erano tante, forse con qualcuno avrò anche parlato, chiaro, no, sono un po' personaggio, lo ero, che adesso sono personaggio in pensione, però voglio dire, è chiaro che ho parlato la Sicilia con un assessore anche, però francamente Certo, ma con qualcuna di queste ragazze lei ha avuto modo di avere rapporti di colloquio diretto al di fuori di quello che è accaduto sul palco? Assolutamente no. C'è stato poi nel momento della cena che mi sono fermato a chiacchierare con una ragazza indiana, credo il padre, ma è un ricordo vago, molto vago, perché ripeto, il tempo che sono rimasto lì era proprio breve. Senta, durante questo concorso o dopo il concorso, lei ha avuto modo di conoscere quella che poi sarebbe diventata nota come Ruby, ovvero Karim El Mahroug? Io ho visto, o credo di dover ricordare di averla vista, ma molto molto vagamente, lì, e di non averla mai più rivista, né mai più avuto con lei neanche un contatto telefonico fino a quando non l'ho rivista ad una delle cene ad Arcore, mai più. E questo che credo che, nonostante il tempo passato oramai sia un po' nella realtà, mi auguro, delle tante intercettazioni e dell'inchiesta che mi porta. Posso dire vabbè, non posso dire, scusi. Certo, può rispondere compiutamente come ritiene. Ecco, no, è una cosa che io mi ripromettevo, chiedo scusa alla Corte. È una breve riflessione che va fatta, perché alla mia età... Riflessioni, per la verità no, nel senso che se vuole riferire fatti va benissimo, ma riflessioni interessano meno. Allora non le Prego, faccio. Avvocato Ghedini, ha Non le detto faccio. Quando sarà il caso lei mi autorizzerà. Grazie. Senta, ma durante il concorso è stato fatto un video che è acquisito agli atti del processo. Ecco, lei ricorda di aver riferito durante quel concorso di aver conosciuto una ragazza di origine egiziana, minorenne? A chi si riferiva? Ricorda questo particolare? Ho rivisto all'epoca o durante l'inchiesta, forse attraverso i miei avvocati, questo video. Io ho parlato addirittura, credo di aver fatto cenno ad una ragazza tredicenne, ma non mi riferivo a nessuno in particolare. Il riferimento che poteva collegarsi a questa Ruby, che io ho proposto con particolare attenzione, e qui c'è la riflessione, me la consenta Presidente, perché fa parte della cronaca, perché mi pare che abbia detto: io da grande voglio fare il carabiniere. Mi permetto di dire che, essendo io figlio di un vice brigadiere dei carabinieri in medaglia di bronzo al valor militare, ho ritenuto che quel riferimento fosse bello, simpatico, di fronte ad una situazione che certamente non prevede nel sogno delle ragazze, di tante sì, di poche no, di fare altre cose. Quindi ecco, quello è un riferimento, ma che io non posso collegare in nessun modo all'immagine di questa ragazza, che non ricordo assolutamente, tant'è, non so se fa parte della prossima domanda, però me la faccio da solo. Io l'ho rivista unicamente ad Arcore, posso memorizzare certo la data, il 14 febbraio, mai vista, mai più sentita, mai più avuto nessun tipo di rapporti con questa persona. E questa persona, forse anticipo la domanda, non è certamente venuta ad Arcore con me. Sì, magari direttore, su questo poi torneremo poi, ma quando lei ha detto, sempre in quel video che ha agli atti, che avrebbe in qualche modo aiutato questa ragazza, che cosa consisteva questo aiuto, e se poi in qualche modo
durante la cena, nel dopo cena, No. lei ha avuto modo di avere un qualche contatto con uno scambio di numeri di telefono? No, nessuno scambio di numeri di telefono, nessun contatto particolare. Ricordo di avere parlato forse qualche minuto con una persona che poi pensavo di localizzare in Ruby, ma l'ho preso e mi ha detto no, guardi, lei si sbaglia, lei parlava con un'altra ragazza. Quello che è apparso, o attraverso le intercettazioni o che cosa, del mio riferimento alla ragazza, cioè che nel salutare la gente che era lì, nel ringraziare per il premio eccetera, io ho detto ci sono casi umani che meritano certamente rispetto, come quello di una ragazza il cui sogno è quello di, su un giornale si è interrotto lì, puntini puntini, conoscere Lele Mora, ma l'ha scritto il giornale, anzi precisamente Repubblica. Io non ho mai detto che il sogno di questa ragazza poteva essere conoscere Lele Mora, è stato attribuito a me, ma questo non fa parte dell'inchiesta, presumo, spero, ma invece di una disattenzione di un collega molto zelante. Io non ho mai detto niente di tutto, ho mai segnalato questa persona. Mi fermo. Sì, no, direttore, nel senso che non fa parte del processo, le interviste, il Presidente più volte ci ha richiamati a non andare su questioni di tipo giornalistico. Allora, No, anche perché non fa altro che confonderci tutti, perché sovrappone notizie che sembra che lei abbia letto sui giornali a quello che sono i suoi ricordi, sì, dopodiché ci confonde, cerchiamo di limitarci a quello che lei ricorda essere accaduto, i fatti. Ecco, no, scusi direttore, allora per cercare di terminare questa parte del concorso, il concorso è stato a settembre, poi lei ha già anticipato di aver rivisto in quel di Arcore nel febbraio dell'anno successivo la ragazza. Intanto tra settembre e febbraio Karima El Mahroug l'ha cercata in redazione sul suo cellulare tramite terze persone per avere dei contatti con lei? Cioè lei dice prima di averla incontrata? Febbraio, sì. Mai? Mai. Quindi lei fino al 14 febbraio non l'ha mai più rivista? Posso aggiungere che anche quando l'ho vista, o non fa parte, non voglio fare confusione, ma quando io l'ho rivista ad Arcore non sapevo chi fosse, tant'è che ho chiesto ma chi è questa, chi l'ha invitata, e lei si è avvicinata e mi ha detto lei non si ricorda di me? No. Chi sei? Io sono quella ragazza egiziana che lei eccetera eccetera. Ah, basta. Che lei? Finisca? Come? Io sono quella ragazza egiziana che lei... Quella ragazza egiziana che faceva parte del concorso dove lei aveva partecipato come presidente della giuria. Cioè assolutamente no, questo è un ricordo ben preciso. Io non la ricordavo affatto, perché non lo potevo ricordare, è impossibile, ed è lei che quando l'ho vista ad Arcore si avvicina, io ho chiesto a qualcuno ma chi è questa? Questo qualcuno non sapeva. Lei si è avvicinata, mi ha detto non si ricorda di me? No, chi sei? Io sono una delle ragazze, sa quella ragazza egiziana che ha partecipato alla festa, quello che sia, al concorso Un volto per il cinema. Questa è rigorosamente la verità. E lei a quel punto se la ricordò? Come? E a lei a quel punto se la ricordò o no? No. No. C'erano 60 ragazze, 60 ragazze, ne ho incontrate tante. Lei non la collegò in alcun modo. Ebbe modo di sapere quella serata, poi verremo le serate, chi l'aveva accompagnata in quel di Arcore? Quella sera, quando io ho poi nuovamente ripetuto la domanda, ma questa, ma non voglio dare un giudizio, vabbè, comunque, ma questa che ritenevo... Guardi che sentiamo male. Ma questa ragazza che io ritenevo inadeguata fisicamente, no, insomma, non so come dire, non uso il termine, lasciamo perdere, allora mi è stato detto è arrivata con Lele Mora. L'ha accompagnata Lele Mora, è arrivata con Lele Mora.
Ecco, lei chiese qualche cosa all'Elemora su questo, cioè gli disse ma come mai l'ha accompagnata, chi è, ne parlò con l'Elemora, no? Sì. Forse dopo sì, perché avevo espresso un giudizio negativo sulla persona fisicamente, però mi ha detto è una brava danzatrice, una che fa la danza del ventre, basta. E ebbe modo di parlare con l'Elemora dell'età della ragazza, cioè le disse ma questa ragazza quanti anni ha? No, non mi sembrava il caso di parlare dell'età. Ma dopo il 27 maggio, cioè dopo l'arresto? L'arresto di chi? Dopo il fermo della ragazza, cioè dopo la vicenda... Sì, credo dopo. Una sera da Giannino, al ristorante Giannino, un signore che fa, come si chiama? Un agente, ma insomma, si chiamano agenti questi che gestiscono spettacolo, VIP, eccetera, che si chiama Tony Toscano, credo che sia legato. Si chiama Tony Toscano, colpa mia stavolta. Tony Toscano. E parlando di questa ragazza, che era già in atto, diciamo così, lo scandalo, come lo vogliamo chiamare, mi ha detto, ma pensa che a Milano è arrivata per prima da me. Ah sì, ha fatto un casting e perché non l'hai presa? Ma non mi convinceva, mi ha detto di essere una ragazza egiziana, però non mi convinceva il fatto che quando gli ho chiesto i documenti aveva, questo è un signore che esiste, io l'ho indicato, non ne ho avuto più notizia, perché sul documento che ha presentato c'era la data di nascita come graffiata, si chiama Tony Toscano, io credo di averlo detto in tutte le forse ai miei avvocati l'ho specificato perfettamente. Ecco, e questo signore che si chiama Tony Toscano, e poi, se no, poi l'ho mandata dall'Elemora. Il percorso dunque era, se ho ben capito, Genova, Milano, Tony Toscano, l'Elemora Arcore. Perché io invece Tony Toscano è un nome che sento oggi per la prima volta, è di Milano? Tony Toscano è non fra i più fortunati che fanno io lo chiamavo, scusate il termine, l'Elemora dei poveri, vale a dire uno che aveva dei suoi clienti, si possono chiamare così, e faceva il casting, non è che partecipava ai casting, mi ha raccontato questa storia qua, che io poi ho messo a verbale da qualche parte oppure ho indicato ai miei avvocati. Quindi scusi, Prego. Lei sa che la ragazza è minorenne successivamente alle vicende del maggio, cioè a quando poi... No, io non ho mai no. Lui mi ha detto che non l'aveva presa. Sì, ho capito, perché era rimasto incerto la data di nascita. E quando invece viene a sapere che la ragazza era minorenne? Beh, dopo che è successo tutto quello che è successo, io non ho mai saputo. Cioè, non era una persona che mi interessava da nessun punto di vista da poter approfondire. Scusi, durante le serate di Arcore lei non aveva contezza che fosse minorenne? Perché questo Ma no, ma perché, scusi, io ad Arcore non è che facevo un'indagine per sapere tu quanti anni hai, eccetera. Di lei poi non mi interessavo assolutamente, per una ragione che credo sia poi nelle intercettazioni, perché la trovavo inadeguata, anche quando si racconta, ho letto i particolari eccetera, credo che mi sia consentito, Presidente, di fare questo riferimento. Questa ragazza l'ho vista ballare la danza del ventre vestitissima, e devo dire in maniera non gradevole, perché aveva la gomma americana, faceva le bollicine, non mi pareva una cosa elegante. È una persona che non mi ha mai interessato da nessun punto di vista. Purtroppo, lo dico purtroppo, io ho espresso questi giudizi e sono stati argomento di intercettazione, tant'è che quando lei mi ha visto una seconda volta forse, ha detto ma che modo villano che lei ha avuto di giudicarmi. Basta. E lì finisce. Vuol che le dica poi... No, però scusi, noi che chiariamo questo punto perché sennò poi ci si affastellano le cose. No, lei l'ha vista successivamente all'uscita delle intercettazioni?
Io l'ho visto credo 2 volte complessivamente ad Arcore, ma non voglio sbagliare, e una volta l'ho incrociata al ristorante Ibiza di Milano, dove io ero a cena con dei miei amici e lei era a un tavolo vicino, si è alzata e mi ha salutato e io ancora una volta, sarà l'anagrafe, ho detto ma tu chi sei? Ma come non si ricorda di me? Ed è stata la seconda o la terza volta in cui ha detto io l'avevo non più memorizzata da nessun punto di vista, certamente non dell'età perché... Direttore, ma quindi questo avviene dopo il deposito delle intercettazioni, tanto che la ragazza le contesta i servizi, questo è Sì, per capire quale perché... incontro al ristorante? Sì, quindi Sì, è successivo. sì, dopo che c'è, sì, certo, assolutamente. Benissimo, no, perché... Non quando, ma dopo. Va bene. Quindi scusi, per concludere sulla minore età, lei la minore età quando la incontra ad Arcore la conosce o non la conosce? Avvocato, con tutto il rispetto, ho già risposto 3 volte e ho detto no. Io non ho mai saputo l'età di questa ragazza. La potevo giudicare come altri l'hanno giudicata, vista che certamente non sembrava una minorenne. Va bene. Senta, dopo ritorno nuovamente su Ruby. Prego. Stava rispondendo ancora, mi scusi. Sì, mi viene in mente... No, mi viene in mente che non a me direttamente, ma una sera, credo la seconda sera ad Arcore, lei parlando con altre ragazze che le avevano chiesto, forse parlavano, non so, della loro vita, di che cosa, e lei diceva di avere 24 anni e sicuramente ricordo che ha detto di essere egiziana. Altri riferimenti non ne ho. Questo nella serata del 14 febbraio? O un'altra serata? Cioè, No, credo, no, guardi, credo o forse in quella prima serata, perché ero incuriosito in senso negativo della presenza di questa persona. Scusi, ecco, in modo che così chiudiamo anche questo argomento. Questo senso negativo era correlato a un dato estetico? Avvocato, l'ho già detto... Sì, ma se ci spiega la ragione però, perché lei ci ha detto... No, ma me l'ha spiegato però, ma io l'ho perché spiegato. l'ha visto, si è esibito e non ha apprezzato. Non mi va di dire delle frasi scorrette, anche se si possono non essere risultato. Io l'ho trovata brutta, purtroppo nelle intercettazioni ho detto... No, non lo posso dire. Va bene. No, non mi sento di dire che ho detto di una ragazza che aveva cattivo odore. Ho detto chi è? È brutta, ha cattivo odore e quando ballava facendo bollicine. Credo che chiunque persona che si trova a vedere una persona che balla in quelle condizioni possa provare un minimo di, non so, di fastidio visivo. Diciamo questo. Va bene. No. Senta, torniamo un attimo invece alle problematiche di carattere generale, cioè le cene a casa dell'onorevole Berlusconi. Lei da quanti anni conosce l'onorevole Berlusconi? Io conosco Berlusconi da 24 anni, tanto è inutile nascondere che questo periodo, un lungo periodo, 10 mesi, quando sono stato sollevato dal mio incarico in termini e in situazioni inaccettabili, i miei rapporti con lui si sono quasi del tutto interrotti. Va detto, perché non è una riflessione, Presidente, è una storia, che io il 28 marzo sono stato sollevato, chiamiamolo così, in 3 minuti dall'incarico, concluso un telegiornale, sono stato tornato in ufficio, ho trovato capo dell'ufficio legale e capo del personale che mi hanno detto brutte notizie, cioè sei licenziato. Dico, come adesso? Sì. Scusa, e quanto tempo ho per... No? Si chiude stasera l'ufficio e tu qui dentro non puoi più entrare. Quindi dal 28 marzo scorso non vede più e non parla più con l'onorevole Berlusconi? L'avrò visto e parlato con lui 2 o 3 volte, visto pochissimo, parlato altrettanto. Non dico che questo interrompe il rapporto di rispetto di 24 anni durante i quali ho lavorato come direttore e ho fondato l'informazione. Certamente non è che una persona che si ritiene per bene, professionalmente soprattutto, venga sollevato, licenziato. Io sono stato licenziato in tronco senza una ragione precisa
Va bene, Va bene, la sera abbiamo esaurito vabbè, ok, non c'entra. No, la domanda lei mi dell'avvocato scusi, Ghidini. poiché mi chiede il rapporto che me l'ha chiesto lei, Presidente. No, da quanto tempo lo conosce? Questa era la domanda. Come? Prego, Da avvocato. 24 anni. Sì, infatti ha risposto. Prego, avvocato. Senta, ha avuto modo di frequentarlo anche al di fuori di ragioni di lavoro? Cioè avete avuto un rapporto anche d'amicizia, di frequentazione? Di vera amicizia, assolutamente. Andavamo alla partita insieme, andavamo da Giannini insieme, partecipavo alle sue cene. Certo, l'ho detto, ma poi questo mi pare che è noto, forse ho pagato anche questo quella sera del 28 marzo. Senta, e lei nel corso degli ultimi anni, in particolare 2009-2010, ha avuto modo di partecipare a serate conviviali con l'onorevole Berlusconi? Evidentemente sì. No, scusi, rido perché su tutti i giornali ogni giorno. Lo so, ma purtroppo ci serve per il verbale, direttore. Va bene, no, io ho partecipato a moltissime delle serate, delle cene ad Arcore, non a Villa Grazioli, Palazzo Grazioli, non a Villa Certosa, dove andavo ospite, sì, ma durante l'estate. Insomma, alle cene riferite ad Arcore, sì, numerose, anche a un Ha Natale. partecipato anche a qualche cena alla villa, quella sul lago, quella Lesa? Alla Villa sul Lago ho partecipato, guardi, a una sicuramente, forse anche a due, ma direi una in particolare, una sicuro. Non mi Senta, vuol in linea generale, poi verremo alle cene specifiche, ma narrare al Tribunale che cosa accadeva a queste cene? Cioè come si svolgeva? Intanto lei da chi veniva invitato, cioè quindi proprio se ci può narrare in linea generale come si svolgeva l'antecena, la cena e il dopocena. Allora, io partecipavo alle cene, qui avete sentito tante volte ripetere cene regolari, eccetera, eccetera, eccetera. Io partecipavo alle cene non fino a tardi, perché era mia abitudine, esattamente come risulta da 400, 7.800 intercettazioni, che io in genere all'1:30 della notte, all'1:40, lasciavo Arcore, perché il mio appuntamento quasi tutte le notti, ancora 2 giorni fa, era all'edicola di Pazzara Loreto, dove compravo i giornali, quelli del giorno seguente, e andavo a casa. Se c'era qualcosa di importante politicamente, eccetera, allora chiamavo Maria Rosaria Rossi o lui personalmente per dirgli quali erano i titoli dei giornali. All'1:40 arriva il Corriere della Sera, alle 2 arriva Repubblica, alle 2:10 arriva il Fatto Quotidiano. Questo per quanto riguarda la mia permanenza lì. Per quanto riguarda le cene ad Arcore erano cene, c'era una tavola immensa, posso calcolare 30-40 persone, tavola ovale. Io prendevo posto sempre di fronte al Presidente perché mentre gli altri ospiti chiacchieravano fra di loro, tanto era grande il tavolo, io e lui potevamo parlare di politica, parlavamo di altre cose che fossero al di là di un'atmosfera di mondanità. Finita la cena, c'era la decisione: prendiamo il caffè qui o andiamo a prenderlo giù? Ah no, ecco, c'era anche un rituale che poi leggendo sui giornali si trasformava in regali, gioielli, eccetera, eccetera. C'era il rituale che lui faceva portare delle scatole dove dentro c'era della bigiotteria bella, ma bigiotteria, e questa scatola passava fra i presenti o le presenti e ognuno poteva scegliersi quello che voleva. Nel mio caso lui diceva: se vuoi portare qualcosa alle tue segretarie prendi. Era
diciamo tra virgolette preziosità dal punto di vista dell'artigianato, della fattura, ma non erano gioielli per quel che risulta. Poi c'era una scelta di prendere il caffè lì o la camomilla o quel che sia, oppure andarla a prendere giù. Giù, quello che poi è stato soprannominato Bunga Bunga, era da una parte c'era una sala conferenze con un palco e delle poltrone che fosse il cinema, perché, se non vado errato, era stato creato durante la discesa in campo nel 1994 per riunire i coordinatori di Forza Italia, insomma, per incontri che erano assolutamente politici. E da questa parte c'era una specie di locale a curva, dove c'erano delle poltrone, in un angolo c'era un servizio bar, c'era un cameriere con Coca-Cola, insomma, tutto quello che si poteva avere. Berlusconi prendeva posto, si sedeva quasi sempre dall'altra parte, o io accanto a lui o io di qua, e basta, o si chiacchierava, si sentiva la musica, qualcuno ballava, mai ho visto ballare il Presidente, neanche io, ma ha ballato, e basta, cioè voglio dire... No, mi faccia una domanda più precisa, se no Presidente si dice vado fuori. Io l'ho chiesto di narrare in linea generale, poi le verremo. È meglio che, scusate, per evitare che faccia un soliloquio, vorrei dire, fatemi delle domande ben precise, io preferisco, anche per non uscire dalla corrente. Le faremo delle domande ben precise, Direttore, era sì, per inquadrare come avvenivano in linea generale. Lei, per venire ad una domanda precisa, ha conosciuto una ragazza di nome Chiara Danese e una ragazza di nome Ambra Battilana? Credo che tutti qui dentro, in questo palazzo, possono sapere con quanto rispetto io ho lavorato, quanto rispetto per la giustizia. Ma qui la devo fare per forza una considerazione. Scusi, può parlare vicino al microfono? Sì, tutti in questo palazzo, per tante ragioni, compresa la Procura, sanno con quanto rispetto io ho parlato sempre della giustizia, della magistratura, essendo stato sì, quello ma guardi che la domanda sì, era no, se ha conosciuto queste due persone. Una cosa la lasci dire, cioè parlando di queste due persone, si è dato la facoltà di non rispondere ad un signore di nome Daniele, non mi ricordo più come si chiama di cognome, cioè è stata cancellata la verità su queste due persone, sul loro ruolo, perché bastava non consentire a questo signore con come si chiama, dei precedenti penali, va bene, e lui si è avvalso dalla facoltà di non rispondere ed è il responsabile di tutto, perché queste due ragazze le ha portate lui attraverso l'Elemora, va bene, e sono state attribuite ad una storia che mi collega a queste due ragazze, quando risulta chiaramente agli atti che queste due ragazze, conclusa la serata a mezzanotte, non alle 4 del mattino, sono state da me con cortesia riaccompagnate, mi pare in Viale Monza, dove c'erano gli uffici di Lelemora e dove questo Daniele le stava aspettando. Lui le ha portate ad Arcore, io sono arrivato in ritardo perché ero alla partita, ho avuto soltanto l'incarico di presentarle in sede, alla cena. Il Daniele... Avvocato, lei si ricorda? Salemi, perfetto. Daniele Salemi era un ex consigliere o attuale, in quel momento consigliere provinciale del Popolo della Libertà, mi pare ad Albo, cose di questo genere, inquisito per truffa e varie storie. Ha preso contatti con me mentre io ero seduto a cena da Giannino e per favore. Cos'era l'intento? L'intento era... Ma quando, scusi, ce lo colloca del tempo questa scena da Giannino in cui questo signor Salemi prende contatto con lei? Non abbiamo capito. Se lei ha pazienza di ascoltare, cioè io devo necessariamente entrare nel particolare. È più particolare di dirci quando, in che tempo è successa questa cosa? È successo che io cenavo da Giannino all'aperto e che questo signore... In che anno, scusi? In che anno? Di che anno stiamo parlando che il signor Salemi, mentre lei era da Giannino, si avvicina? Prima dello scandalo.
un'estate prima, non mi ricordo se era stato luglio, guardi, non riesco a collocare la data, comunque Non riesce a collocarlo nel tempo. Se possiamo essere d'aiuto, secondo le ricostruzioni della Procura, la cena in quel di Arcore con Chiara Danese e Ambra Battilana, che sono sentite da questo tribunale, sarebbe avvenuta il 22 di agosto del 2010. Quell'estate che ha conosciuto Salemi? Esatto, per tornare alla domanda del Presidente, Salemi l'ha conosciuto prima, dopo, quando? No, prima, durante una mia cena con degli amici da Giannino, lui si è avvicinato, si è presentato, ha detto di essere un esponente politico, la faccio breve perché andrebbe bene raccontata, però, no, ma scusi, no. Con Salemi invece la racconti tutta, cioè nel senso, ci spieghi esattamente come ha conosciuto Salemi, se era una sua vecchia conoscenza? No. La prima volta. Ma no, si è presentato, si dà il caso che un po' di notorietà ce l'ho, si è presentato come esponente politico del Popolo della Libertà, eccetera, eccetera, e che avrebbe voluto farmi conoscere delle ragazze, una delle quali si voleva proporre come ragazza meteo, una delle due. Poi ho scoperto che lui aveva rapporti con Lele Mora e è confuso qui il problema, perché le ha accompagnate lui, le ha portate lui ad Arcore, e quel giorno che lei dice deve essere stato domenica, perché ero alla partita. Ma no, il pomeriggio erano venute da me, le due, più un altro signore, più lui, per fare il provino per il meteo. Provini che non ho mai fatto da solo, cioè ho sempre voluto che ci fosse qualcuno testimone. Alla ragazza, alla più giovane, ho detto che non era credibile, perché fare il meteo era una scienza, che dunque a 18, 19 anni, 20 quante ne aveva, non era possibile proporla, neanche fare il provino. Però non mi scusi, direttore, torniamo con delle domande specifiche, facciamo un po' no, perché se racconto tutto finiamo domani. Certamente, ma per quello che si ricorda. Allora, Daniele Salemi la avvicina e si propone a lui dicendole: sono Daniele Salemi, e le dice di avere delle ragazze che vorrebbero fare le meteorine. Questo è accaduto? Sì, delle ragazze, una delle due credo, non tutte e due, non mi ricordo. Ma le ragazze erano già con lui quando le si avvicina, o poi invece prendete un appuntamento? No, c'è stato un appuntamento, no, non erano con lui, no. Lui era solo, mi aveva regalato dei prodotti di funghi, che ne so io. E poi che cosa è accaduto? Ha fissato un appuntamento? Poi sono venute in redazione da me per fare il provino. Il provino mi pare di non averlo fatto, perché la ragazza che si proponeva per il provino, una delle due, non so qual è la più giovane, non era credibile, cioè a 18 anni, 19, non si è credibili nel dover spiegare una scienza. La meteorologia è una scienza, poi avevo creato io la storia delle ragazze meteo. Ma quindi scusi, lei non propose né all'una né all'altra di fare le meteorine e anche di dargli un compenso settimanale di un certo tipo? Ah, ecco, sì, questa storia l'ho letta, che devono venire a scuola. No, al di là di quello che ha letto, scusi, Prego. Cosa accadde quel giorno? Niente, non accade niente, perché la ragazza non era assolutamente in grado di poter fare questo lavoro. Poi il compenso... Ma glielo disse, questa è la domanda, lei disse a queste due persone che secondo lei non erano comunque idonee e che quindi non avrebbero potuto fare questo genere di attività? Una di loro, la più giovane. All'altra invece disse che l'avrebbe assunta? No, io non ho mai detto a nessuno di loro due che potevano essere assunte, e quanto al compenso era quello che normalmente prendevano persone come la Pedron, come insomma tutte quelle che hanno fatto il meteo, quindi ho sentito parlare di 5.000 euro, assolutamente. Credo che all'epoca il cachet stava meglio economicamente, mi pare 300 o 200 euro al giorno per 5 giorni. Sì. Il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, sabato, domenica non c'era il meteo. Quindi era un cachet che era settimanale o giornaliero?
Era giornaliero perché non prevedeva un contratto, ma sì, credo. Ma non abbiamo capito, scusi, l'altra poi allora alla fine gli ha detto che andava bene? Che l'avrebbe presa per fare la Matteorina? No, ho detto, sì, non mi sono spiegato bene io. No, ho detto che non andava bene né l'una, ma né l'una né l'altra, ma l'altra non mi ricordo, sì. L'altra non si era proposta, aveva accompagnato assieme a Daniele la sua amica. Poi in finale, perché sennò diventa, non voglio disperdere la corte dall'attenzione a questa vicenda, le due poi nella realtà cercavano che cosa? Cercavano di una raccomandazione perché sia l'una che l'altra erano candidate, una terza ce n'era, che ho conosciuto poi lì, la Roberta Bonasia, che erano 3 amiche loro, per essere raccomandate perché partecipavano al concorso di Miss Italia, che nessuno poteva aiutarle naturalmente a intervenire. Come lei invece, scusi, sul concorso di Miss Italia ebbe delle richieste specifiche da parte di Daniele Salemi o da parte delle ragazze di avere un aiuto presso la giuria? No, questo è impossibile, io sono stato molte volte ma non in quegli anni. Cioè non questo è impossibile, ma glielo chiesero un aiuto, una raccomandazione? Sì. Sì. Glielo chiese Salemi o le ragazze? Me lo chiesero tutte e due, forse tutte e tre. Tutti e tre. E lei che cosa rispose? Che avrebbe potuto farlo? Era impossibile aiutarle per Miss Italia perché non mi risulta che il concorso potesse subire delle raccomandazioni di qualsiasi genere, almeno per quel che ne so io. Okay. Ecco, senta, dopo questo colloquio avvenuto in redazione, lei ha richiamato queste persone per uscire a cena, per rivederle? Mi avvalgo della facoltà di non ricordare che cosa è accaduto esattamente. So che le ho riviste, lei ha parlato della data, avete parlato della data del 22 agosto? Sì, no, se mi scusi direttore, ma dopo che siete stati in redazione che lei gli ha detto che non era una data a fare le meteorine, si ricorda se siete usciti a cena? Siamo andati a cena, sì, e lì sono 2 momenti, ho capito, so che, allora c'è stata una cena al Bulgari. Al Bulgari, sì, eravamo 6 o 7. E come mai c'è stata questa cena? Chi l'ha proposta? L'ha proposta lei? L'ha proposta Salemi? No, l'ha proposta Salemi, ma io ero con degli altri amici, loro si sono aggregati alla cena. Cioè non eravate soli? Non eravate voi 4? No, eravamo 5 o 6 e poi io mi sono allontanato da loro perché c'era un gruppo di persone svizzere che mi hanno invitato a cena loro. Beh, non ricordo, comunque insomma è complicato questo nella mia testa. C'è stata la cena da Bulgari. Io onestamente in questo momento non mi ricordo qual è stato il passaggio successivo per le quali sono venute ad Arcore. Però lo vedremo dopo, mi scusi, c'è ancora un attimo, direttore, sulla cena. A questa cena c'erano quindi altre persone, lei ricorda qualche nome? Perché... No, alla cena del Bulgari? Direttore, sì. No, eravamo 6 o 7 ma non me ne ricordo. Non si ricorda. Lei ricorda se durante questa cena lei ha fatto alzare qualcuna di queste ragazze, gli ha chiesto di esibirsi in qualche modo? Ricorda qualche particolare della cena? Avvocato. Quello che ricordo ovviamente, direttore. No, a volte ci sono delle domande, vabbè. Cioè io da Bulgari avrei fatto esibire che cosa? Cioè di fronte a 40-50 persone che non La domanda è che cosa ricorda di quella cena? Ma io non ricordo assolutamente niente perché parlavano, non so di che cosa, avremmo forse anche parlato della bellezza, del fascino della televisione, non ricordo perché non erano persone che sono rimaste nella mia memoria per qualcosa di particolare, poi lo sono diventate quando è successo quel che è successo. Dopo la cena, lei ha avuto modo di rincontrarle in quel di Arcore? Certo, però
esatto, e come no, dice lei, per quanto riguarda il passaggio chiave, sono arrivate ad Arcore, credo perché Salemi è intervenuto con l'Elemora dicendo perché non le facciamo incontrare, no, perché non le facciamo invitare, no, c'era stata la partita del Milan, era domenica, il 22 agosto? Era domenica? Non lo so. No, perché era dopo la partita, io ero andato alla partita col presidente e l'Elemora le ha fatte accompagnare ad Arcore, era domenica? Sì, scusate. Vediamo, ma al di là della domenica, scusi, dopo adesso vedremo la giornata. La decisione che queste ragazze venissero invitate ad Arcore, da chi è presa? Sono invitate da lei? No, da Salemi e l'Elemora. Da Salemi e l'Elemora. Da Salemi e l'Elemora. Sì. Mi dicono che era domenica, il 22 agosto. Ecco, allora domenica io ero andato alla partita, allora ho detto, ma guarda, io però vado alla partita, qualcuno le accompagni perché io non le posso aspettare. Ma Salemi l'avvisò quindi che sarebbero venute in quel di Arcore? Sì, Salemi, sì. Salemi attraverso l'Elemora o l'Elemora attraverso Salemi, non mi ricordo esattamente, vabbè, così è. Va bene, senta, veniamo proprio a quella serata, così esauriamo Chiara Danese e Ambra Battidana. In quella serata, dopo partita, avete mangiato lì ad Arcore? Sì, normalmente, ma siamo stati poco perché con loro anche, poi io sono andato via, le ero accompagnate, ma già era mezzanotte e un quarto, mezzanotte e mezza, quindi il tempo di cenare e basta, credo. Non mi ricordo neanche se sono scesi giù nel cosiddetto bunga bunga, questo francamente non me lo ricordo. Sì. E durante la cena lei ha quindi incontrato queste due ragazze e ricorda se è accaduto qualcosa di particolare, se lei ha avuto uno scambio anche di battute con il presidente Berlusconi per quanto riguarda queste ragazze? No, credevo il particolare perché una delle due aveva bisogno di una camomilla, mal di stomaco o un periodo suono. Scusi, non la sentiamo bene. Ha preso una camomilla? Lei a un certo punto, una delle due ragazze, ha chiesto una camomilla perché aveva mal di stomaco, non stava bene. Mal di stomaco. Non mi sono chiesto per quale ragione, però prima di... Lei si riferisce ad un altro particolare. Sì, no, guardi, le faccio la domanda. Sì, l'ho capita. Chiara Danese è già stata sentita qui da... Sì, vorrei sapere, scusi, se lei ha pronunciato una frase del tipo... Ma vediamo prima quello che si ricorda lui, poi vedremo magari se lo ricorda da solo. Non fare confusione, perché Presidente, grazie. C'è qualcosa che non... No, ho capito qual è la frase. Io cenavo, come dicevo prima, di fronte al Presidente. A un certo, quella sera, non solo quella sera, ma spesso, lui faceva la dieta liquida e mangiava il brodo, prendeva del brodo. E io di fronte mangiavo il cosiddetto piatto tricolore, le penne al burro, al pomodoro e al pesto. Lui guardava me con golosità perché aveva fame e a un certo punto io gli ho detto, Presidente, per favore, tu guarda o mangia nel tuo piatto che io mangio nel mio. Bene, tutto questo, amara ironia, è stato interpretato come se il mio piatto fosse una ragazza e il suo piatto fosse l'altra ragazza. Devo dire no, non posso usare termini. Allora, no, scusi, avvocato, fa la domanda, allora devo rispondere. Cioè, si è arrivati a pensare che la differenza del cibo suo, che era a dieta e che quindi poteva anche aver voglia di mangiare e guardava me che mangiavo di fronte a lui, si trasformasse in un fatto sessuale, in un'ipotesi sessuale. Le due ragazze poi c'è il fatto che una delle due aveva mal di stomaco, quello che fosse, gli è stata chiesta ha chiesto la camomilla e allora quando è arrivata la camomilla siamo andati nel salottino lì a vista e ha preso la camomilla
e qualcuno, credo nell'indagine o che cosa, dice che l'altra, perché erano due ragazze molto per bene, tutto quanto, ha detto Prodrobico, la accompagnava nel salottino, chissà con quale intenzione, nessun'altra intenzione di accompagnarla, di farle compagnia mentre prendeva la camomilla e poi dire cogliamo l'occasione per andarcene perché è 00:15, 00:30, così andiamo a letto presto. Questa è la verità di due persone che si sono garantite quel che si sono garantite grazie al fatto che la giustizia, meno male, garantisce che uno si possa avvalere dalla facoltà di non rispondere, altrimenti il signor Daniele sarebbe qui a rispondere di ben altre cose, però si è avvalso dalla facoltà di non rispondere, beato lui. Senta, durante quella serata, lei ricorda se fu fatta passare durante la cena una statuetta di legno? Allora, guardi, questa statuetta di legno io ce l'ho davanti, non perché l'ho vista, ma perché se ne è parlato tanto che ho tentato di ricostruire nella mia memoria perché è diventato il rapporto orale, eccetera, eccetera, con la statuetta. Allora, lo ricorda al di là dell'immaginazione, cioè lei la ricorda nella serata la statuetta? Io mi spostavo anche spesso, non è che stavo impalato lì seduto perché andavo a vedere la televisione o c'erano i risultati delle partite o vedevo le agenzie che erano arrivate, non è che quando si stava lì la sera si era tutti concentrati, qui alle cene non è che andavo soltanto alle cene diciamo così mondane, va bene, andavo quasi tutte i lunedì ad Arcore dove c'era storicamente l'incontro con gli esponenti della Lega, c'ero anche io, ma discreto, senza mai apparire, senza mai raccontare. Non è che il mio rapporto con Berlusconi era le cene di Arcore e il cosiddetto bunga bunga, erano rapporti di lavoro, di amicizia, di confronto sulla mia professionalità, visto che ho fatto partire l'informazione a Mediaset. Dunque, in quel momento io la storia della statuetta non la ricordo se non perché è stata raccontata, e raccontata anche nel particolare che passava. Io poi ho cercato di vedere su un giornale, su un libro, cos'era questa statuetta e mi sono chiesto come era possibile con una... Dei contatti particolari di saluto e in particolare dei baci sulle labbra che avessero connotazioni di tipo sessuale? Non sto parlando della cena, sto soltanto intanto parlando di quando arrivavano le ragazze, nel momento del saluto. Avvocato Ghedini, con tutto il rispetto, se lei ha degli ospiti a casa, arrivano degli ospiti, oggi purtroppo è invalsa questo modo di salutare anche poco igienico, di darsi il bacino sulla guancia o 3 volte quando uno vuole giocare al bacio arabo che sia. Lei salutava, dava un bacio sulla guancia, poi se dava un bacio sulla bocca non lo so, francamente. No? Come? Se lei l'ha mai visto fare che davo un bacio sulla guancia, non l'ho notato, io non lo davo né sulla guancia né sulle guance, sì. Come? Quindi lei ha notato il bacio sulla guancia? Mi avvalgo dalla facoltà di non ricordare. Se ho visto o non ho visto, scusi, avvocato Ghedini, con tutto il rispetto. Lei ha mai visto l'onorevole Berlusconi all'arrivo delle sue ospiti baciarle in bocca con quindi un bacio di tipo con connotazioni sessuali? Mai. Ha detto che non lo ricorda. Mai, no. No, io non ho mai visto baciare sulla bocca, non ho mai visto baciare sulla bocca, cioè, come dice lei, il bacio sessuale. Né l'ho mai dato io, né l'ho mai visto dare. Va bene. Senta, in quella serata lei ricorda se è accaduto qualche cosa di particolare durante la cena che abbia connotazione sessuale? In particolare, ragazze si sono avvicinate a lei o all'onorevole Berlusconi in maniera discinta e con i toccamenti sulle parti intime durante la cena? Io ricordo di aver letto la testimonianza di una di queste ragazze madugali. Guardi, scusi, sia gentile, ci dica direttamente quello che ricorda lei della cena. Sto dicendo questo, credo non di quello che ha letto, che non ci interessa molto le sue letture, quello che lei ricorda della cena, visto che c'era,
Ci dica i suoi ricordi Sì, ma personali. c'erano Presidente, tante di quelle persone, delle quali io ricorderò se no il nome di 10 persone. Ecco, questo è. Allora, toccamenti. Io ringrazio chi considera la mia anagrafe come se non esistesse. Toccamenti di che? Qualcuno ha avuto una battuta infelice di dire sì, una caccia al tesoro per quanto mi riguarda, però per quanto riguarda il Presidente, io non gli ho mai visto fare atti che possano essere considerati di trasgressione sessuale. Ballavano. Posso ricordare, io devo dirlo, io ricordo un episodio che potrebbe essere anche, non lo dico, un po' dare l'atmosfera. Le ragazze ballavano loro affari loro. Che una volta, quanto a trasgressione, una di queste ragazze ballando le è scivolato il reggiseno e la prima cosa che ha fatto il presidente o l'ex presidente è stato quello di indicare al cameriere di portare qualcosa per coprirla. Ora, io non ho mai visto nulla di trasgressivo, i toccamenti mai, per ragioni che è inutile, cioè, mai, assolutamente. Ripeto, se poi ma anche durante quei momenti, che non è che tutte le cene avevano quella caratteristica o quel tipo di svolgimento, durante quelle serate Berlusconi ogni tanto spariva perché lo chiamavano al telefono, perché aveva delle cose politiche da seguire, eccetera, e perché come si chiama lei, l'onorevole Maria Rosaria Rossi portava le agenzie, lui le leggeva, poi le passava a me e le commentavamo. Cioè non eravamo tutti localizzati su Danilo che suonava o su loro che ballavano, andavamo anche di là a vederci la partita o qualche trasmissione importante o delle volte anche dei percorsi visivi attraverso immagini, attraverso documentari di quella che era stata la vicenda politica dal 94 in poi. Sempre in quella serata, in modo che continuiamo a collocare con Danese e Battilana, lei ricorda se c'erano anche delle due ragazze o africane o sudamericane vestite in maniera particolarmente succinta? Ragazze sudamericane? Sì, scure di pelle, molto scure di pelle e vestite in maniera molto succinta, scandalosa. No, lei si riferisce ai travestimenti? No. Parlo sempre della cena, cioè c'erano delle ragazze che potevano destare un'attenzione. Cioè se parliamo di nudità, sopra o sotto, mai. Almeno la mia presenza, mai. Ecco, a proposito di nudità, nel dopocena lei ricorda se ricorda se c'era Nicole Minetti quella sera? Lei conosce Nicole Minetti ovviamente? Benissimo. Quella serata c'era? Quale serata? Sì, siamo sempre su quella, direttore, la serata del 22 agosto con Ambra Battilana e Chiara Danese. Mi riavvalgo della facoltà di non ricordare. Ho visto più volte. In una delle serate in cui lei è stato presente, in cui c'era presente anche Nicole Minetti, scusi, no, la domanda è diversa. C'era in qualcuna di queste serate presente Nicole Minetti? Lei la ricorda, Nicole? Ma lo ricordo benissimo, lo conosco benissimo Nicole Minetti, ci mancherebbe altro. Che ci fosse in diverse serate, sì. In quali? In una delle serate in cui Nicole era presente, lei ricorda se ha ballato e durante il ballo si è denudata completamente? No, assolutamente davanti a me mai. Senta, successivamente poi all'esplodere della vicenda processuale, o la Danese o la Battilana si sono rivolte a lei chiedendole aiuto, chiedendole qualche cosa, le hanno telefonato? No, io guardi, di queste due fanciulle, quando le ho accompagnate, siamo andati via, ho detto: grazie al mal di stomaco possiamo togliere le tendere. Scusi, direttore, no. Ero andato al di là, dopo torneremo sulla dopo cena. E allora cosa? Successivamente alla vicenda, esplodere della vicenda processuale, Ambra Danese, Battilana o Salemi si sono rivolti a lei per chiederle qualche cosa? Aiuto, consiglio?
dopo lo scandalo. Sì, dopo lo scandalo, direttore. Aspetti, dopo lo scandalo mi ha chiamato una delle due, però non posso collocare se era l'una o l'altra, e mi hanno detto ma visto che cosa è successo, e dico sì, mi dispiace, però sa, adesso poi noi abbiamo pagato come immagine e quindi forse ci vorrebbe un risarcimento. Io gli ho detto testualmente: soldini? No. E gli ho chiuso il telefono. Sì, aveva chiesto un risarcimento diretto, non so se a me o attraverso me al Presidente. Sì, questo me lo ricordo, ma non so se era una delle due. Uno o l'altro, va bene. Senta, e Salemi la contattò ancora chiedendole qualche cosa, sempre dopo l'esplodere dello scandalo? Sì, dopo lo scandalo io ho chiamato Salemi, gli ho detto: ma testa di ... ma cosa hai combinato? No, direttore, non mi faccia parlare, poi magari vengo di persona, guardi, no, io non posso, e ho chiuso il telefono. Finito. E poi non l'ha più visto? Buon per lui, no. No. Senta, invece, tornando alla giornata dopo il 22 agosto, per quello che può ricordare, Salemi o le ragazze le telefonarono, le mandarono dei messaggi, le chiesero qualche cosa sempre collegato a Miss Italia o ad altro? Avvocato, il problema principale delle due ragazze era di essere raccomandate in qualche modo per il concorso. Le telefonate immediatamente dopo, ed è agli atti credo, no? Già i messaggi di ringraziamento mentre erano in viaggio, perché io dopo averle accompagnate, le ho accompagnate sotto casa di Lele Mora, tant'è che ho detto: ma a quest'ora? No, dice, ma lui magari ci aspetta, e poi partivano per Torino, e io cortesemente ho detto: fatemi la cortesia, essendo notte e viaggiate, fatemi sapere quando arrivate. Lungo il viaggio mi hanno mandato dei messaggi dicendo: grazie della serata, è stata una bella serata, grazie. Poi penso che erano già arrivate a Torino, è arrivato un messaggio dicendo: è stata una bellissima serata, grazie veramente di come siamo stati accolti, ringrazio il Presidente, arrivederci e buonanotte. Poi vabbè, questa è materia d'inchiesta, che dicono che hanno usato, che lui ha usato il telefonino delle due ragazze, poi credo si sia stabilito. Questo non, finito. non riguarda la sua No, va bene. Senta, ma quella serata, come mai Salemi non si fermò ad Arcore? Guardi, direi che soprattutto ma non lo so, una sua scelta, o per l'abbigliamento, perché Lei disse a Salemi di andarsene? No, lui dice: guardi, le ho accompagnate, e io credo di aver detto: vieni, ti presento il Presidente. No, preferisco di no, vado e le aspetto, o le venga a prendere, o le aspetto a casa di Lele Mora, o sì, qualcosa del genere. Ho capito. No. Io avrei esaurito la serata del 22, possiamo fare 5 minuti, Presidente, di sospensione, spiace? No, affatto. Grazie. Certo, avvocato.